ma io vorrei essere utile in questo senso. Chi è uscito da questa sala era, diciamo, competente di suo, oppure sta tornando a casa senza avere chiaro quelli che sono i rischi che questa riforma porta con sé. Che la cosa sia complessa l'abbiamo colto tutti, insomma, tutto quello che abbiamo detto. Chi fa parte degli organi sociali dei centri di servizio, quei tanti volontari che attualmente hanno preso l'assunto questa responsabilità, hanno capito che la complessità non sta solo a casa loro, ma è condivisa con tutti gli altri centri. Chi non è mai entrato forse ha qualche condizione di più. Però ciò che non è chiaro è che se la riforma prende alcune strade che attualmente sono possibili e che le prospettive del citatissimo relatore alla Camera, il senatore Stefano Lepri, peraltro acuto nell'individuare alcune esigenze, avessero declinazione effettiva, dei centri di servizio rimarrebbe solo un nome, dei centri di servizio che conosciamo noi, di cui abbiamo lavorato, rimarrebbe solo un nome e probabilmente neppure quello, perché sarebbe necessario una modifica. Perché o tocchiamo questi aspetti oppure rischiamo di parlare del vago, no? Magari andando a rifarci a quella idea generativa che ha creato il 266, perdendone però, come dire, gli indirizzi, gli ideali, le prospettive, le volontà, e che si basavano in maniera fondante e motivata, ecco, sul sostegno, sulla promozione del volontariato. Questo ha significato l'articolo 15 della legge 266, che il volontariato, perché tale, e perché rispondendo ovviamente a quei valori, a quelle attenzioni, a quelle sensibilità che, come dire, la sua storia afferma, è meritevole di un sostegno economico per la sua promozione, non indipendentemente dalle leggi di stabilità del nostro paese, dagli intendimenti delle giunte e delle varie amministrazioni pubbliche. In questo senso fissando un principio che anche la Corte Costituzionale ha riconosciuto come valido. Non solo, a questo si è associato da subito l'idea che il volontariato, nonostante la frammentazione, non è che allora il volontariato non fosse frammentato come lo è oggi, perché ogni tanto sembra che si scoprono le morfologie del volontariato, nonostante quella diversità, quella frammentazione, quella pluralità fosse in grado di autogestire il progetto promozionale che aveva bisogno per se stesso. Quindi sostegno, riconoscimento del valore e dall'altra parte il principio di sussidiarietà. Perché quello che sta accadendo rispetto alla riforma mette in crisi questo impianto? Per più di un motivo. Io poi non sono preoccupato di slittamento, perché lo slittamento rende evidente la pochezza di alcune posizioni, e costringe a entrare nel merito, e spesso nel merito non ci si è entrato. Si è parlato troppo di centri di servizio, si è parlato troppo di centri di servizio e proprio poco di volontariato. Ma è possibile questo? Guarda, io sono stato alle audizioni in Camera e Senato, questo è un approccio ricorrente. Allora, il mio sospetto è che più l'interesse dei centri di servizio interessa sia sulle risorse che i centri di servizio hanno. Allora, se vogliamo promuovere il volontariato, individuiamo delle prospettive, condividiamole a tutti i livelli. No? Vogliamo farlo crescere nella rendicontazione, nella capacità, come dire, di autocoscienza in termini di bilancio, in termini di programmazione, in termini di rendicontazione. Quindi queste sono scommesse su cui però non ho mai sentito provocare in termini programmatici centri di servizio. Io dico, provochiamo il sistema dei centri di servizio, individuando degli obiettivi generali, riconosciuti, assoluti, ma usciamo da una condizione di perenne diffidenza e di perenne prova, no? per verificare se questi volontari riescono a gestire le loro cose. Ma è finito il tempo. Io credo di interpretare veramente l'esperienza che ormai in tutta Italia, no? Con qualità a volte alternate, ma si è affermata.
abbiamo vinto la scommessa, siamo riusciti a metterci insieme, no? Da questo punto di vista. E allora basta essere guardati e contattati come al più degli adolescenti che devono crescere. Nel cambio di logica, capite? Il cambio di logica, che non significa che può andare in maniera così autonoma e indifferenziata, significa magari pretendere di più. Perché no? Pretendiamo di più dai centri di servizio, ma facciamolo con un approccio che superi quell'impostazione, lasciatemi dire, molto medievale. Molto medievale. Io ritengo che lo sguardo con cui siano stati guardati e controllati i centri di servizio è molto di una logica medievale che in qualche modo ambisce anche atti di vassallaggio. Poi alla fine invece la legge dice che quelle risorse sono a disposizione. Guardate, quello che è uscito dalla Camera innanzitutto ha cancellato la previsione, pur presente nel 266, che diceva che i centri di servizio devono essere gestiti dal mondo del volontariato. Implicito? Ma io credo che implicito non ci sia proprio niente. Dice, si limita a dire siano promossi. Promuovere si può promuovere in tante maniere. Io vorrei che fosse chiaro che la governance dei centri di servizio fosse, come dire, in mano al mondo del volontariato. Poi vediamo se è una governance plurale può essere partecipata, ma questo è il primo elemento, se no è un passo indietro. Guardate che in questi casi l'assenza non è mai casuale, non è possibile che un testo si sia dimenticato qualche cosa, che per di più era una delle poche cose del testo oggi in vigore. Cosa deve promuovere questo sistema? Abbiamo inventato noi la parola sistema, mi fa piacere che il governo l'abbia inserita all'interno delle linee guida della legge di riforma del terzo settore, e mi fa piacere che possiamo essere considerati il sistema di un sistema, perché io credo che ci sia ragione per guardare una legge cornice che guardi a tutti i soggetti del terzo settore, perché poi è vero che il mondo del volontariato non solo è attivo, ma è anche in qualche modo collegato, no? Operativamente, culturalmente, relazionalmente con altri componenti del terzo settore, a patto però che siano chiare le definizioni. Credo che il mondo del volontariato meriti la certezza della definizione, perché sennò non riusciamo più a capire, no? Di cosa stiamo parlando. Allora, nelle osservazioni che CSUNET ha subito individuato nel testo era: ma cosa vogliamo dire come promozione del volontariato? Allora, per noi cogliere il tempo che sta evolvendo significa mantenere riferimento alle organizzazioni di volontariato e individuare, come dire, la promozione della presenza dei volontari anche in tutti i soggetti del terzo settore. Perché no? Ma il testo della Camera dice una cosa diversa, dice che i centri di servizio sono a sostegno dei soggetti di terzo settore, e allora c'è un cambiamento. Non stiamo più parlando dei volontari, stiamo parlando delle soggettività giuridiche che compongono il terzo settore. Guardate, vogliamo essere pragmatici, che significa che in termini di peso, ecco, rispetto al perimetro dei soggetti che andiamo a considerare, il volontariato passa dal 100% a un sesto, perché questi sono i dati, a un sesto. Quindi questo significa, se andiamo di conseguenza, che anche le risorse si diminuiscono e anche il peso della governance si diminuisce di quella percentuale. Allora, per noi, dicevo, forse non rimane nemmeno il nome, perché a quel punto perché chiamarli centri di servizio per il volontariato? Guardate, non voglio essere catastrofico, voglio essere realista e voglio capire di cosa stiamo parlando e quali sono le intenzioni del legislatore, perché dopo questo tempo io credo che fra le varie ipotesi occorre poi depositarsi su alcune scelte. E la proposta del relatore al Senato, mi fa molto piacere che abbia accettato insieme alla relatrice alla Camera, Donata Lenzi, di partecipare alla conferenza che come CSUNET faremo la prossima settimana a Napoli, introduce, rispetto a questo panorama già mi sembra particolarmente complesso, un altro elemento che è stato già citato, quello della competizione.
facendo, cioè elimina un elemento che per noi è sempre stato fondamentale, cioè del radicamento del centro nel territorio di propri interessi. Cioè, attualmente i centri sono regionali o provinciali o interprovinciali, ma c'è una stretta connessione fra la base sociale del centro, no, e il territorio di riferimento. Perché qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di fare diventare i centri espressione dell'insieme del volontariato di quel territorio. Per noi è un valore fondamentale. E sono d'accordo, la mia chiamata a porta aperta, io dico di più, io penso che qualsiasi organizzazione, anche piccola, di un territorio, possa poter esprimere il presidente del centro di servizio di quel territorio, no? E magari per un periodo, perché poi è bene, no, passarsi il testimone in una logica di pluralità, ma in una logica anche di convergenza, di corresponsabilità, di coesione. Allora, o i centri sono espressione di quella coesione che immaginano essere per la comunità dove operano, o oppure c'è una contraddizione. Non so se è chiaro. Non so se è chiaro. Allora, noi abbiamo questa idea di centro di servizio, con tutte le difficoltà del caso, perché sappiamo bene che mettere insieme sensibilità, esperienze, culture, settori di intervento diversi è, come dire, non è immediato, no? Ma è la testimonianza di un modo di percepire la responsabilità nel nostro paese. Allora, se si immagina che sullo stesso territorio ci possano essere più centri che sono in competizione tra di loro, con un obiettivo che io penso di aver capito, cioè quello di aumentarne la qualità, in realtà otteniamo un effetto perverso, perché immediatamente si formeranno delle, come dire, dei poli nazionali, no? Che avranno degli sportelli territoriali. È chiaro, perché se c'è una regione che ha difficoltà o una provincia che ha difficoltà, salta la logica con cui ci stiamo muovendo come rete, no? Locale nazionale, per cui ci si avvicina e ci si diamo una mano. Si occupa quel territorio, è semplice, con una polarizzazione che ovviamente può tornare a spaccare, no, il mondo del terzo settore del volontariato in affinità culturali, settoriali piuttosto che altro. Guarda che qua c'è una scelta culturale su cui io credo che noi dobbiamo essere avvertiti, ma forse qualche segnale un pochettino più chiaro dai territori dovrebbe pure arrivare, no? Allora, guarda che quel coordinamento nazionale che talvolta è stato visto con anche preoccupazione, con l'idea che volesse, come dire, sradicare competenze e titolarità locali, diventa in realtà il baluardo, no? Rispetto a un cambiamento che farebbe saltare sì quel radicamento stesso, che per noi è fondamentale, no? Che per noi è fondamentale. Allora, al di là delle ipocrisie, io mi sento di dire che ha problema, dopo tutti questi anni, negli statuti, nelle esperienze e nelle soluzioni che sono stati assunti dai centri di servizio, almeno da uno dei centri di servizio del nostro paese, la soluzione c'è. Non dobbiamo inventarci, cioè nulla di nuovo, no? Allora, andiamo a verificare, ma i dati ci sono, no? Non possiamo parlare di questo sistema come qualcosa sempre di astratto, però i dati ci sono. Allora, in questo senso dobbiamo fare delle scelte e fare in modo che eventualmente le buone prassi che si sono affermate da alcune parti del nostro paese diventino prassi comuni. A me, scusate, ma sembra semplice in una logica non competitiva, no? Ecco, se invece vogliamo continuare a discutere dicendo che ci sono i problemi ma senza metterci le mani dentro, e continueremo a fare l'ordinamento omogeneo, no? Allora, un cambio che la normativa dovrebbe fare, a mio giudizio, è quello di affiancare a una logica che allora è comprensibile dato il tempo in cui la legge quadra è stata fatta, prettamente regionale, no? Affiancarlo con una visione che sia nazionale. Faccio un esempio molto pratico. Noi abbiamo da poco fatto due esperienze molto belle, ne abbiamo parlato a Expo. La prima, quella di fornire i volontari a Expo, scelta allora molto criticata, ma abbiamo vinto anche qui, come dire, una scommessa, una sfida, perché l'alternativa era affidarsi a un'agenzia interinale.
la cosa era possibile. Noi siamo riusciti a convincere che la promozione del volontariato porta con sé delle competenze specifiche che non sono sovrapponibili o facilmente recuperabili altrove, no? Allora, in questo senso abbiamo messo insieme un meccanismo che ha stupito tutti, facendo arrivare volontari da tutte le regioni del nostro paese. Ogni centro, no, ha fatto selezione, ha fatto motivazione e così via. Si sono fatti gli accordi anche con i sindacati per evitare che evidentemente i volontari assumessero dei ruoli alternativi, come dire, al ruoli di chi operatore dipendente. Abbiamo stupito tutti chi agisce nel profit per primo, perché il tasso di abbandono degli impegni presi è stato quasi nullo per i volontari e il tasso di gradimento dell'esperienza è stato altissimo per chi era con loro e per gli stessi ragazzi, ma non solo, che si sono resi disponibili. E guardate, la cosa più bella è che molti di loro le università hanno monitorato, no, anche qualitativamente questa esperienza, si sono detti più disponibili dopo questa esperienza a fare volontariato dei loro territori, capite? Non sono volontari dei centri di servizio, né di Expo, no? Ecco, sono cittadini che sono maggiormente sensibili, perché questo tipo di esperienza accompagnata dai centri ha fatto sì, attenzione, che la fiducia aumentasse non solo nei confronti di se stessi, perché fare volontariato significa anche mettersi alla prova, cimentare, ma nelle stesse organizzazioni del mondo del volontariato. Abbiamo fatto bingo, non so se vi rendete conto, abbiamo fatto bingo da questo punto di vista. Allora, l'altra esperienza è quella della banca dati nazionali sui dati del volontariato. Cioè, per la prima volta CSRUNET ha definito insieme, quando dico CSRUNET dico i centri di servizio non loro insieme, no? Perché sennò immaginiamo che sia un soggetto terzo, una scheda madre di codificazione unitaria, no? In cui le varie banche dati hanno potuto riconoscersi, parlarsi e così via. Abbiamo messo insieme le informazioni e soprattutto abbiamo messo in piedi, tra l'altro con la partnership di IBM, Fondazione IBM, quindi diciamo in questo senso altamente qualificata e con un confronto costante con Istat, no? Perché non siamo mondi separati evidentemente, un sistema informativo che può essere aggiornato costantemente proprio grazie alla prossimità che i centri di servizio hanno proprio territorio, no? Centri di servizio, gli sportelli dei centri di servizio, il volontariato informale, quello che non è scritto ai registri, sfugge dai registri. Allora, il punto qual è? La riforma cosa deve fare? Per me la riforma funziona se queste cose non sono più viste come una forzatura di quello che la legge prevede. Allora dobbiamo avere un'inversione in tendenza, non possiamo perdere anni per motivare questi processi, no? E per dire che questo tipo di obiettivi ne potrei fare altri, no? Ne potrei fare altri. Potrei dire per esempio che abbiamo sperimentato con enorme successo il fatto di accentrare per esempio sul livello nazionale l'acquisizione di alcuni acquisti facendo delle economie di scala che comportano dei risparmi. Sto parlando di qualcosa di strano? Non mi pare. Ecco, sto parlando di qualcosa che oggi l'intelligenza del nostro paese dovrebbe cogliere, no? E dovrebbe favorire. Di questo nella legge non si dice nulla. Allora, quando noi diciamo che devono esserci delle funzioni nazionali, non vogliamo espropriarle, vogliamo dare maggiore potenza, maggiore valore a quello che sappiamo, no, i centri fanno nel loro territorio. Non che chi lo promuove deve fare fatica a trovare le condizioni e le risorse per poterlo vedere. Magari ci fossero state delle diversificazioni tra regione e regione solo nel nostro paese, potrebbe persino essere, come dire, ragionevole. Le diversificazioni ci necessita di fare provincia e provincia. Ma noi siamo stati un sistema in cui i sistemi informativi, per esempio di banca dati, in Liguria, io sono genovese, ce ne sono 4. Allora questo perché accade? Perché è accaduto? Noi ci facciamo i nostri esami di coscienza, ma la normativa prevedeva, ecco, delle funzioni rispetto al controllo per favorire la messa in rete a livello regionale di queste funzioni.
Allora, se vogliamo guardare al futuro, non possiamo limitarsi con una litania che francamente è fatigante, di dire cosa i centri di servizio non devono fare. Guardate, è veramente, siamo nell'assurdo, no? Allora, cerchiamo di capire cosa devono fare i centri di servizio. Non andare a definire cosa non devono fare per essere sicuri che, come dire, le competenze di qualche altro non vengano toccate. Allora, cimentiamoci sulla scelta, come dire, che è una scommessa di tutti, no? Su quello che i centri di servizio possono fare nel futuro. E sarà qualcosa che cambierà nel tempo, perché come giustamente è stato osservato, le esigenze del volontariato cambiano, ma non solo le esigenze del volontariato, i profili del volontariato. Noi sappiamo bene che, per esempio, le modalità di accesso all'esperienza del volontariato non è più quella di 20-30 anni fa, è diversa. Allora, se noi ragioniamo con quell'ottica, allora dobbiamo darci degli strumenti, ecco, per essere efficaci da questo punto di vista. Ma ce li costruiamo ognuno nella nostra provincia o nella nostra regione? O cerchiamo di fare sistema per potenziare la nostra capacità con i giovani che si muovono per il mondo, figuriamoci se non si possono muovere in Italia, capite? Allora, mettere insieme sistema non in termini competitivo, ma per favorire scambio di esperienze, competenze, buone prassi, e nello stesso tempo però non possiamo rinunciare al radicamento territoriale. Cioè noi dobbiamo rispondere a quelle comunità dove i volontari crescono, si formano, trovano le motivazioni, trovano le relazioni. Insomma, il volontariato è fatto di relazioni, non è una cosa estratta, no? Allora, io vorrei che su queste cose ci fosse il vero confronto, ma parliamo anche meno dei centri di servizio, ma quando ne parliamo cerchiamo di parlarne con competenza e fuori dai luoghi comuni, no? Il presidente di una grossa associazione di volontariato recentemente ha affermato in un convegno, poi ha anche ribadito, no, negli organi di stampa, che i centri di servizio sono un tema di serie B. Poi ha anche aggiunto che sul futuro dei centri di servizio, i centri di servizio non devono avere parola, no? Perché ci sono altri che devono definire, quasi che come qua viviamo veramente in un mondo di dissociazione. Però rispetto a una questione di fondo ha ragione se consideriamo i centri di servizio non sono un tema derivato. Più indeboliamo il riferimento valoriale e progettuale rispetto al volontariato in quanto tale, più i centri di servizio perdono di significato e pian piano perdono le connotazioni fondamentali con cui l'abbiamo costruito in questi anni. Diventano altro. Io non so se è peggio o meglio, diventano altro. E noi non ci stiamo. Non so come dire. Non ci stiamo. Torniamo a fare i volontari nelle nostre associazioni. Allora, oppure continuiamo ad avere la promozione del volontariato come fatto determinante. Un volontariato però maturo, ripeto, siamo stufi di essere considerati adolescenti, no? In un mondo che non ha dato prova di maturità. Ma ci venite a insegnare come fare un bilancio? Ok, cioè quando poi sappiamo cosa succede in giro. Questo è intollerabile, no? Allora, non insegniamoci, cioè, poniamoci degli obiettivi di trasparenza, no? Di accessibilità. Sono obiettivi comuni, non sono obiettivi che i centri di servizio subiscono, sono obiettivi comuni. Questo è il salto culturale che crediamo che la riforma debba portare con sé, no? Debba portare con sé. Che sia una riforma generativa, che sia una riforma che liberi energie, che riconosca la libertà di cui il volontariato è testimonianza, responsabile. È questo. Il volontariato nasce prima della legge, no? La legge, così come dire anche altre soggettività, la legge cosa fa? Norma, no, le relazioni, anche così, no? In quel caso fa le organizzazioni del mondo istituzionale. E allora, quando diciamo, e la normativa non lo dice, e vado a finire, che occorre
individuare per esempio l'equità della distribuzione delle risorse in tutte le regioni del nostro paese. Guardate, le regioni che producono le risorse del 15° erano 6, se non sbaglio adesso sono 5, perché noi in Liguri siamo riusciti a entrare dall'altra parte, questo più. O c'è una logica di responsabilità d'insieme, oppure il sistema CRO, se lo vogliamo immaginare come sistema, e se vogliamo riconoscere che ogni volontariato ovunque si esprima nel nostro territorio bisogna quantomeno di sostegni essenziali. E poi criteri e procedure uniformi di controllo. Anche qui non significa omologare, no? Significa consentire in termini di anche di qualità di relazione, no? Ecco, permettere di avere lo stesso linguaggio ovunque, no? Poi ognuno, ripeto, il radicamento e la progettazione la fa sulla base delle esigenze locali. Ma è possibile che dobbiamo descrivere la stessa funzione, lo stesso servizio che il centro fa con termini diversi? Così poi non riusciamo a capire come incrociare le cose. Ma di cosa abbiamo paura? Di cosa abbiamo paura? Cioè, noi non dobbiamo fare la classifica di qual è il centro di servizio più bravo in Italia, non ci interessa. Noi vogliamo che dove ci sono delle lacune, queste vengano colmate, dove c'è chi è più avanti rispetto ad alcune idee, sia fonte di crescita per gli altri, no? Allora, in questo senso, così come la fatica che abbiamo fatto tempo fa, ecco, per arrivare per esempio a un piano dei conti unitario, no? Che è stata ricordata, per esempio adesso la stiamo facendo sull'individuazione di una qualificazione, come dire, linguistica, no? Che ci permetta di dare lo stesso nome agli stessi servizi, per favorire il confronto, ripeto, non per fare delle classifiche di merito. La rispondenza al merito, cioè, non spetta chiaramente a CS1net, spetta alle comunità che i centri esprimono. Quindi finisco veramente